Diciamo che non ve l'aspettavate questo risultato chiaramente, però è una partita in cui avete cominciato contratti, vi siete un po' mollati nel secondo tempo, però è un primo tempo su cui penso che abbia da dire qualcosa. Sì, in realtà ci aspettavamo una Careni viva e aggressiva, non siamo sicuramente stati bravi a impattare il primo tempo come l'hanno impattato loro, quindi sono andati meritatamente in vantaggio e poi dopo il vantaggio abbiamo sbandato, abbiamo preso quel 2-3 che di fatto chiude un po' i Poi conti. quello in un minuto lì è stato Sì. devastante. Quindi lì rientra l'intervallo sul 3-0 e ci sono tutti i presupposti perché la partita addirittura prenda dimensioni più ampie, quindi alla fine non portiamo a casa punti, portiamo a casa la faccia, abbiamo reagito e abbiamo fatto il nostro secondo tempo da squadra, deve essere il nostro punto di partenza perché un atteggiamento come il primo tempo è troppo leggero, questa categoria non te lo permette. Ho visto che ha fatto giocare nel secondo tempo solo Zuin e Bezze, c'erano problemi e poi ho visto anche l'ex di turno Nobile che non era in giornata. Sì, Qualche giornate problema? sfortunate capitano e Alessandro Zui e Alessandro Bezzi rientrano entrambi da infortuni, quindi non si sono praticamente mai allenato ho allenato poco durante le vacanze natalizie, quindi sapevamo che avevano quella mezz'ora sulle gambe, infatti ho anche anticipato un po' i cambi rispetto a quello che poteva essere il programma iniziale, però la rosa è completa, siamo in tanti e se qualcuno non è nel suo momento opportuno c'è qualcun altro che deve rispondere al presente, quindi su quel che è stato lo schieramento eravamo sereni, abbiamo tante alternative, dobbiamo lavorare di più su quel che è l'impatto con la gara perché è troppo leggeri. Sì, è mancato il primo tempo effettivamente. Assolutamente. Mister, in bocca al lupo e Crepi buon e complimenti alla proseguimento. Careni. Grazie, grazie a lei.